La prima volta non si dimentica mai. Per la prima giornata del campionato di Serie A scende in campo l'Eco City Futsal Cerenzano. Cesaroni, facciamoci sentire ancora! La prima volta non si dimentica mai. Genzano e il Palacesaroni tornano ad abbracciare la massima serie. Si affrontano i così di Genzano e Olimpia Verona al loro debutto in Serie A dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione. Buonasera da Carmine Esposito, siamo in diretta nuovamente sempre sulla piattaforma di futsaltv.it. Tra poco andremo alla lettura delle formazioni mentre le due squadre fanno la foto di rito. E così di Genzano con Mammarella tra i pali col numero 1, 4 Romano che è il capitano, 6 Gastaldo, 7 Fusari, 10 Lolo Suazo, 12 Di Ponto, 13 Bissoni, 18 Caruso, 19 Richard, 20 Lo Cicero, 24 Barichello, 30 Pedrigno, allenatore Fabrizio Ranieri, perché Ciccio Angelini è squalificato ed in tribuna. Risponde l'Olimpia Verona guidata da Luca Castagna col numero 2 Ricordi, 6 Portinari, 8 Nardi, 11 Rocia, 13 Bursi, 16 Rodriguez Santos Jorge, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Didato, 76 Lemes, 89 Portuga, 97 Lafi. Primo arbitro Simone Zanfino della sezione di Agropoli, il secondo Mario Certa della sezione di Marsala. Il crono sarà diretto da Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Abbiamo già anche i quintetti con le cositi che schiera Mammarella, Fusari, Lolo Suazo, Bissoni e Pedrigno. Risponde il Verona con Ricordi, Rocia, Ugas, Lemes e Portuga. Verona destra verso sinistra ed è così di Genzano da sinistra verso destra, e così in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzerotti bianchi. Arriva il fischio d'inizio, classico completo giallo per il Verona che gestisce il primo possesso con Ricordi, lancio lungo di Ricordi con il colpo di testa di Bissoni, la fa sua Mammarella. Pedrigno, Lolo Suazo, Fusari, ancora per Bissoni, Pedrigno si accentra, calcia col destro, Ricordi la tocca, corner per le Cositi, anche con il velo di Fusari, come possiamo rivedere dal replay. Il destro di Pedrigno, Fusari non la tocca ma stava per ingannare Ricordi. Attenzione a Bissoni col mancino, palla fuori dopo neanche 35 secondi. Un'altra chance per le Cositi che parte con il piede sull'acceleratore. Lancio intanto di Ricordi, troppo lungo per Ugas, lascia scorrere Mammarella. Il grande colpo di mercato delle Cositi di questa stagione. Intanto Fusari 1 contro 1 con Lemes, poi Bissoni, Lolo Suazo. 2 assenze per le Cositi, quella di Fantesele, campione d'Italia squalificato, e anche quella di Bara. Intanto va via Fusari, entra in aria, poi lo ferma in qualche modo Lemes, non c'è fallo.
Intervento pulito sulla sfera. Primo corner, anzi secondo corner per l'Ecositi. Palla per Lolo Suazo. L'anno scorso grande stagione per l'ex 93, quest'anno indossa la numero 10. Due squadre che hanno fatto da battistrada nei loro rispettivi gironi di A2 nella scorsa stagione. Ecositi che ha vinto il girone B, Olimpia che ha vinto quello A. Intanto Mammarella subito da Pedrigno, uno dei più in forma in questo precampionato. Intanto Lolo Suazo colpisce Portuga, uno dei nuovi volti dell'Olimpia Verona, arrivato dal Ciampino in questa prima sessione di mercato, quella estiva, quella più lunga. Bissoni, Lolo Suazo in orizzontale da Fusari, ancora Lolo, torna da Fusari, capisce tutto l'Emes e poi non riesce a servire il capitano Roja. Bissoni, Pedrigno, Lolo Suazo subito dalle parti di Fusari, ancora Lolo Suazo. Pedrigno tenta la giocata sull'Emes, arriva il tocco del numero 76, sarà rimessa in zona d'attacco per l'Ecositi con Angelini, ovviamente con Ranieri che si è affidato ai senatori della squadra, Lolo Suazo, Pedrigno e Fusari che di fatto sono l'Ecositi ormai da 2 anni, sono la loro terza stagione con questa maglia. Intanto Pedrigno va via, ancora il mancino, deviazione ancora da parte di Lemes, terzo corner per la squadra locale con il Pallageseroni che pian piano si sta riempendo la sua prima di questa stagione. Pedrigno palla fuori, Lolo Suazo voleva Bissoni, la palla passa, non ci arriva l'ex giocatore di Feldi e Petrarca. Ugas, l'Emes 1-2 che non si chiude, la palla termina fuori, rimessa per l'Ecositi. Lolo Suazo, gioco di gambe sempre del numero 10 che poi cerca un filtrante per Fusari, capisce tutto Portuga, non riesce a ripartire il Verona, la palla esce, ancora rimessa. L'ha detto ieri Fabrizio Ranieri in conferenza stampa, ha detto tenteremo di imporre il nostro gioco, sappiamo che non è facile, affrontiamo una squadra dura. Oggi manca al team di Castagna Luca Ian, il grande ex di questa partita. Intanto Lolo Suazo schiacciato, poi Pedrigno non riesce a tornare da Bissoni. Luca Ian che ha realizzato in 2 stagioni oltre 50 reti con la maglia dell'Ecositi, uno dei grandi protagonisti nella passata stagione, nella promozione della squadra di Angelini. Intanto ancora Lemes, Fusari, pronti già 3 cambi per Ranieri. Lolo Suazo tenta, palla per Pedrigno, Fusari spaccata, ricordi, grande risposta dell'ex Camedosson che resta a terra, grande parata come possiamo rivedere, palla splendida di Lolo Suazo per Pedrigno che torna da Fusari, la spaccata decisiva da parte di Ricordi che evita la rete dell'1-0. Fusari e Ricordi che hanno anche giocato insieme una stagione all'acqua e sapone, quella 2020-2021. Intanto ancora Ugas, spalle alla porta, torna da Lemes Caiche, Portuga, Rocha, 1-2 che si chiude, va via Portuga, Caruso appena entrato ruba palla, cerca e trova Barichello al suo esordio in Serie A, ancora il numero 24 che tenta la giocata, poi con l'esterno voleva Caruso, viene anticipato, riparte il Verona, occhio ad Ugas con il destro, la deviazione di Sergio Romano, il capitano dell'Ecositi appena entrato in campo. Sarà il primo corner per l'Olimpia Verona.
Sono trascorsi 3 minuti e mezzo. Occhio a Ugas, la palla passa. Mammarella in qualche modo, forse anche aiutato dal palo. Tocco di Mammarella con il piede sinistro. Ancora rimessa per l'Olimpia Verona. Intanto si chiariscono subito Romano e il primo arbitro Zanfino di Agropoli. Sarà rimessa per l'Olimpia Verona. Ancora con il destro. Poi occhio, l'entrataccia di Ugas va via, intanto Caruso! Palla sul fondo, grande occasione per le Cositi. Entrata fuori tempo di Ugas che si scusa con Romano, poi la grande chance per Caruso con il mancino, apre il piattone il 18, intanto è stato cumulato il primo fallo del match, quello di Ugas poco fa ai danni di Romano, è stata applicata la regola del vantaggio, chance quindi per l'ex giocatore del Pescara di sbloccare il punteggio. Si deve ripartire dalla rimessa. Jorge Santos subito in possesso, l'ex giocatore del Pomezia, non si intende con Rocia. I due regalano di fatto una rimessa in zona d'attacco alle Cositi. Romano alla battuta. Palla al centro. Era buona l'idea, è partito con quell'attimo di ritardo Umberto Caruso che non ci è arrivato. Rimessa laterale però dalla parte opposta per il Verona. Lancio di Ugas per Jorge Santos che non la tiene, però l'ultimo tocco è stato di Barrichello. È entrato in campo anche Lo Cicero, fresco di convocazione in nazionale per il doppio impegno con la Repubblica Ceca nell'Elite Round per la qualificazione al Mondiale la prossima settimana. Caike Lemes, la giocata intanto di Ugas che non salta Lo Cicero, ma c'è il tocco del numero 20 in maglia bianca. Ancora Ugas, capisce tutto Romano, rimessa ancora per l'Olimpia. Sempre Lemes alla battuta, largo da Ugas che incrocia il destro, non inquadra però la porta, difesa da Stefano Mammarella. Mammarella, Lo Cicero, dopo il tocco di Barrichello. Romano, Barrichello, Romano gira palla alle Cositi, Matteus Barrichello in possesso, va via il 24, ancora Barrichello, largo dallo Cicero. Romano lotta con Lemes, l'ultimo tocco ed è 76, quarto calcio d'angolo per le Cositi, palla fuori, Barrichello la mette giù, 1 contro 1 con Ugas. Ancora Barrichello, serve Romano, si fa vedere Caruso, servito Caruso che tenta di andare via, non c'è fallo di Lemes, poi lottano Jorge Santos e Barrichello, ricordi, Rocia, ancora Lemes che si allunga la sfera, pressato da Caruso, il tocco del 18 in maglia bianca, rimessa Olimpia Verona, mentre siamo entrati nel 7° minuto di questo primo tempo. Intanto sollecitato Ricordi, pronto al lancio che arriva per Jorge Santos, il colpo di testa di Barrichello, palla che si spegne fuori. Ricordi, lancio lungo, occhio al colpo di testa di Barrichello che ha anticipato il suo avversario. Entrato col numero 6 Portinari, classe 2003, un prodotto del Verona. Sarà il secondo calcio d'angolo per gli ospiti. La palla è ancora per Ricordi che avanza, ancora Ricordi, carica il destro, palla fuori, sbagliato tutto il numero 2. Lancio intanto di Mammarella
Poi il tocco sfortunato di Caruso dopo la prima deviazione di Portinari, sarà rimessa per l'Olimpia Verona. Uscito intanto Ugas. Portuga. Ricordi. Lancio per Portinari che la mette giù. Jorge Santos tenta di andare via. La palla è uscita. Barrichello, intanto sono rientrati Lolo Suazo e Bissoni. Barrichello, Lolo Suazo sbaglia il controllo, 1-2 con Bissoni. Caruso di prima per Bissoni, 2 non si capiscono. Riesce Barrichello, rientra Pedro Guedes. Pedrinho. Jorge Santos, 1-2, ancora Santos, largo da Ricordi che si stacca dalla porta. Lancio di Ricordi, la palla passa, Mammarella fa scorrere. Bissoni. Fusari. Lolo Suazo. La palla non passa, Portuga lotta con Pedrinho. I due sono amici fuori dal campo dopo l'esperienza con il Real San Giuseppe. Intanto Lolo Suazo per Fusari che apre il mancino largo. Ci ha provato il numero 7. Stavamo dicendo del rapporto di amicizia tra Pedrinho e Portuga. I due hanno giocato insieme nel 2020-21 con la maglia del Real San Giuseppe al primo anno in Serie A da parte di Portuga, che realizzò 20 reti tra campionato e coppa. Bissoni, Pedrinho 1 contro 1 appunto con Portuga, la palla passa, occhio a Fusari, non riesce a calciare, occhio alla ripartenza del Verona, va via Portuga col destro palo, grande occasione per il Verona in contropiede orchestrato da Portuga cost to cost dell'89 che carica il destro e colpisce il montante alla sinistra di Mammarella. Prima grande occasione per il Verona al 7° minuto con uno dei nuovi arrivati, Fabiano Portuga, rimessa intanto per Lecositi, battuta da Fusari. Bissoni, Lolo Suazo in orizzontale ancora da Pedro Guedes che duella con Jorge Santos. Lolo Suazo, Fusari, ancora il numero 10, lo spagnolo in scivolata. Lemes ferma Pedrinho, poi lascia il posto a Dario Giannattasio che fa il suo ingresso in campo. Attenzione, la palla passa e Fusari si divora la rete dell'1-0 sull'invenzione di Lolo Suazo che aveva trovato un pertugio perfetto. La palla è passata e Fusari apre troppo il piattone mancino, palla che lambisce il palo alla sinistra di Ricordi. E così ti ad un passo dall'1-0 con Cristiano Fusari. Intanto Lolo Suazo ruba palla, poi calcia col destro, non è il suo piede, si vede. Aveva tutto il tempo di coordinarsi. Lolo Suazo ha voluto affrettare troppo i tempi, calciato in maniera sbilenca. Tanto ancora Ricordi, cerca e trova Portuga che duella con Bissoni. Il tocco di Lolo Suazo sarà rimessa per l'Olimpia Verona. Giannattasio, Jorge Santos, Rocha non ci arriva. Pedro Guedes, Lolo Suazo, ancora per Pedro Guedes. Non salta Jorge Santos, la palla resta in campo ed è Fusari a gestire. Lolo Suazo, 12 minuti, 8 secondi al termine del primo tempo. Ancora Lolo Suazo, Bissoni, Pedrinho, Lolo Suazo. C'è il fallo di Bissoni su Giannattasio. Primo fallo anche per Lecositi, un fallo palla lontana, forse una trattenuta del brasiliano. Classe 88.
Portuga. Occhio, trova lo spazio per Santos, non riesce però a calciare, viene fermato. Attenzione ancora a Portuga, murato da Pedrinho. Lo Suazo di prima per Fusari, che viene però ostacolato in maniera legale da Giannattasio. Rocha, Giannattasio, 1-2, ancora Giannattasio. Jorge Santos, largo da Portuga. Ancora Portuga, Jorge Santos, Giannattasio, velo per Rocha. Ancora Giannattasio nel cerchio di centrocampo, lotta con Pedrinho, l'ultimo tocco, vediamo di chi è stato, di Giannattasio. Riparte subito Lecositi, 11 e 8 secondi al riposo. Lolo Suazo, Fusari, ancora Lolo Suazo, dalle parti di Pedro Guedes. Lolo Suazo, Pedrinho, duella con Portuga, torna dallo spagnolo che tenta un campanile, cerca e trova Fusari. Pedrinho, Fusari, ancora Pedrinho, Lolo Suazo, Bissoni, Fusari, Lolo Suazo. Ancora la giocata di Pedro Guedes che si accentra, torna da Lolo, va via Lolo, carica il mancino, palla fuori. Ci prova Lecositi, molto equilibrio in questo primo tempo, almeno 3 occasioni nitide per Lecositi. Il palo poi clamoroso al settimo di Portuga in 1 contro 1 con Mammarella. Intanto il lancio di ricordi, Portuga. Lemes scavalca, a occhio alla palla per Rocha che duella con Pedro Guedes, l'ultimo tocco è del 30, calcio d'angolo per il Verona. Ancora Lemes, calcia malissimo, il numero 76. Intanto time out per Ranieri. Tanto equilibrio in questa prima frazione di gioco. Rivediamo un po' le fasi salienti di questi primi 10 minuti. Questa è l'occasione per Pedro Guedes, poi Lolo Suazo che ci ha provato, la grande occasione ancora per Fusari, la parata dei ricordi, la grande occasione per Caruso, come stavamo dicendo, le 3 occasioni per Lecositi e poi il palo di Portuga al settimo vicino alla rete dell'1-0 e ancora un'occasione per Fusari sull'assist di Lolo Suazo sugli sviluppi di una rimessa laterale. Intanto andiamo anche a sbirciare i risultati sui campi della Serie A con il Sala Consilina che è in vantaggio 2-0 sul Pirossigeno Cosenza, un altro derby ovviamente tra virgolette delle neopromosse, mentre l'Active è in vantaggio sul campo della Meta Catania per 2-1. 0-0 invece tra Sandro Abate e Olympus Roma. Lo Cicero, cambiato nuovamente il quartetto per mister Ranieri, sono usciti Fusari, Pedrinho, Bissoni e Lolo, sono rientrati Romano, Barichello, Lo Cicero e Caruso. Ha fatto un mercato importantissimo Lecositi, oggi deve fare a meno di Fantasele e Barra squalificati. Intanto Caruso carica il mancino, deviato, doppia deviazione, poi ci prova Lo Cicero, la tiene in 2 tempi, ricordi, pronto al lancio che arriva. Colpo di testa di Romano, lascia scorrere Ugas con Caruso che non ci arriva. Sarà rimessa per il Verona con
mister Castagna, anzi mister Renier, che è la palla a Ugas, lancio lungo, Portuga, Rocha, Ugas, ancora Portuga, sovrapposizione di Ugas, calcio a Portuga, murato dallo Cicero e Romano, sarà calcio d'angolo, il quarto per l'Olimpia Verona. Palla fuori, attenzione al salvataggio di Caruso sul tentativo di Lemes di controbalzo, ci ha provato il 76 che aveva trovato una traiettoria incredibile, salvataggio di Caruso perché la palla sarebbe andata in porta. Intanto Portuga lotta con Barrichello, va via ancora l'89, duella con Lo Cicero che in qualche modo riesce a fermarlo. Rimessa per l'Olimpia Verona. Ugas carica il destro, addosso a Barrichello, la sfera arriva dalle parti di Enrico Ricordi, pronto al lancio, cerca e trova Portuga, sempre a duellare, ora con Caruso, ancora l'89 in orizzontale dalle parti di Lemes, poco fa vicino allo 0-1, ancora Rocha, Lemes sbaglia il controllo, prestato da Romano, di fatto regala la palla a Barrichello che avanza, 8:42 al termine, doppio passo di Barrichello che va via, non riesce a servire Caruso, ci mette una pezza fondamentale Lemes perché Caruso aveva molto spazio. Lo Cicero, Romano, Lo Cicero, Romano, Barrichello, 1 contro 1 con Ugas, ancora Barrichello, si fa vedere Romano sull'auto di destra, sempre Barrichello, Lo Cicero torna da Romano in buca per Caruso, spalle la porta, Caruso va da Romano, ci mette una pezza Rocha, calcio d'angolo per le Cositi che pareggia il conto dei corner con l'Olimpia Verona. Romano alla battuta, la palla passa con il destro di Lo Cicero, palla che è terminata sul fondo, non c'è stata alcuna deviazione secondo gli arbitri, rimessa dal fondo, il lancio di Ricordi. Si sono quasi scontrati Lo Cicero e Caruso nell'azione precedente, 8 minuti a riposo. Lo Cicero duella con Barrichello, Barrichello duellava con Portuga, dall'alto i capelli sono molto simili, ancora Barrichello, 1 contro 1 con Portuga, va via Barrichello, murato dall'89. Lo Cicero, Romano in buca per Caruso, spalle alla porta, fermato, poi si complica un po' la vita Lemes che sbatte sulla porta e non evita però il calcio d'angolo in favore delle Cositi. Palla dentro, la mette fuori sempre Lemes. Lo Cicero, Barrichello scucchiaia per Caruso, va via Barrichello, palla per Romano che torna da Barrichello, occhio che Caruso ha spazio, non calcia Barrichello, Ricordi, che parata di Ricordi, grande occasione, Caruso non riesce a calciare in un primo momento, ci arriva Barrichello, paratona di Enrico Ricordi in spaccata, evita l'1-0. Ancora calcio d'angolo, il sesto, palla fuori, Romano la volée, la palla passa, Lo Cicero non riesce a calciare, lotta con Portuga, non c'è fallo, poi palla trattenuta di Lo Cicero, fallo ovviamente indiretto, non sarà accumulato, intanto è stato chiamato time out dalla panchina dell'Olimpia Verona. Sette minuti e 10 secondi dal termine, grossa occasione poco fa
per Caruso. Intanto scorrono le immagini di questi primi 13 minuti. Questa è l'occasione per Fusari con Ricordi ancora decisivo, la grande occasione per Caruso, poi il palo di Portuga al settimo. Partita davvero bellissima qui al Pala Cesaroni, l'assist di Lolo Suazo per Fusari che di fatto sbaglia un rigore in movimento. Qui poi ci ha provato l'Emes con questa traiettoria molto strana. Qui il tentativo di Lo Cicero, e questa la grande occasione di poco fa per Barrichello, la grande parata di Ricordi che di fatto para un rigore all'ex giocatore del Cus Molise. Si resta quindi inchiodati sullo 0-0. Rocha, Lemes, Jorge Santos, la giocata di Lemes, Portuga, prestato dallo Cicero, ancora Lemes, pressione altissima delle Cositi, Lemes spara in avanti, per poco non trovava Jorge Santos. Lo Cicero, Barrichello, Caruso, ancora Barrichello, Romano, Barrichello, Romano, Lo Cicero, sempre Romano, Caruso, Lo Cicero, Lo Cicero, Barrichello, gioco di gambe contro Rocha, serve Romano, cerca spazi, Le Cositi, Romano carica il destro, in buca per Caruso, 1-2, va via, Romano sul fondo! Che occasione per il capitano, dopo l'1-2 con Caruso, calciato col destro, male. Non ha inquadrato lo specchio della porta, poteva farsi il regalo del compleanno. Ieri ha compiuto 36 anni il giocatore delle Cositi, con la fascia di capitano. Intanto Lo Cicero, Mammarella senza tanti complimenti, grossa occasione per le Cositi al 15esimo con Romano, splendido l'1-2 con Caruso che di fatto aveva messo in porta il suo capitano. Intanto ancora Lemes, non salta Caruso che lo disturba in maniera regolare. Lolo Suazo, Caruso, Ricordi col petto, ancora Caruso! Umberto! Caruso è suo il primo gol in Serie A delle Cositi Genzano, che stava spingendo al massimo, e al 15esimo si rompe il ghiaccio qui al Pala Cesaroni con Umberto Caruso. 1-0 per il team di Angelini. Aveva fatto un'altra grande parata Ricordi, non è riuscito Lemes a trattenere la ribattuta ancora di Caruso, che è riuscito a trovare la rete dell'1-0. Si sblocca quindi il punteggio, intanto arriva il fallo di Fusari su Ugas, il secondo fallo delle Cositi. Va via intanto Lolo Suazo, poi non riesce a liberarsi della sfera e Bissoni non vuole rischiare e la mette fuori. Jorge Santos 1 contro 1 con Pedrigno, va via il numero 16, carica il mancino addosso a Pedrigno.
Lolo Suazo spazza via dalle parti di Ricordi che aveva fatto un altro grande parata, un paratore ancora su Caruso, poi la sfera è tornata al 18, è riuscito a realizzare il gol del vantaggio delle Cositi. Intanto ancora Lemes, anzi Ugas, regala palla a Bissoni, non la tiene in campo, il 13 in maglia bianca. Rocha, Jorge Santos, ancora Jorge Santos, si fa vedere Ugas servito. Jorge Santos, Rocha, 1 contro 1 con Fusari, ancora Rocha, Jorge Santos, Ugas, 1-2 che non si chiude, Fusari non la tiene in campo. Rimessa per l'Olimpia Verona, 4-11 al riposo. Poco fa si è rotto il ghiaccio, ha segnato Caruso per le Cositi. Intanto il lancio di Ricordi che poi invece si affida a Jorge Santos, duella con Pedrigno, va via Jorge Santos in buca per Giannattasio, anticipato da Lolo Suazo, poi Pedrigno, Scuccaia per Fusari che va via Fusari, salta Ricordi, la palla esce, sarà rimessa dal fondo. Attenzione, lotta e Bissoni anticipa in maniera regolare. Ugas, sarà rimessa per l'Olimpia Verona, già battuta. Santos tenta di inserirsi, va via ancora Santos, il tocco sotto sul fondo, grande occasione per Jorge Santos che si è inserito, tentato di sorprendere Mammarella con un lob, palla di poco sul fondo. Lolo Suazo, Pedrigno, ancora Lolo, va via intanto Lolo, Fusari, Lolo Suazo, Bissoni, Fusari, Lolo Suazo, Pedrigno, ancora Lolo, movimento di Fusari, duella Lolo, poi cerca e trova il 7, francobollato da Giannattasio. Bissoni, Pedrigno, Bissoni, palla rischiosa, poi la perde ma c'è Fusari che senza tanti complimenti la mette fuori. Lancia intanto con la deviazione di Pedrigno che poi lascia il posto a Romano, rientra anche Barrichello. Jorge Santos, lotta Bissoni con Portuga, Ugas, Darman forte l'azione offensiva dell'Olimpia Verona, ancora Ugas, va via Ugas, palla al centro per Portuga, si scontrano, occhio che va via, la porta è vuota, il pareggio di Jorge Santos, azione incredibile, si sono scontrati due giocatori delle Cositi e Jorge Santos al 18esimo fa 1-1. Si sono scontrati Romano e Barrichello, poi Ugas in qualche modo è riuscito a servire Jorge Santos che ha fatto 1-1. Azione rocambolesca, l'assist poi di testa di Ugas per l'ex Pomezia che a porta vuota non ha sbagliato. Lo Cicero, Barrichello, gioco di gambe, arriva il fallo di Rocha su Barrichello, fallo numero 3 per l'Olimpia Verona.
e quindi è durato poco più di 2 minuti il vantaggio delle Cositi. Intanto Caruso, spalle alla porta, Barrichello, va via Barrichello, calcia col destro, Ricordi, ancora lui a respingere l'assalto del numero 24. Ancora Barrichello, questa volta calcia male. Ricordi, Portuga anticipato da Romano, lo Cicero, Barrichello, duella con Giannattasio, rientra sul destro, lo Cicero, Romano, Caruso anticipato questa volta da Lemes. Lo Cicero, Romano, deviazione di Portuga, lo Cicero ancora da Romano, Caruso, spalle alla porta, altro fallo di Lemes su Caruso, fallo numero 3 per l'Olimpia Verona. e 22 al termine calcio di punizione quindi per le Cositi con Lolo Suazo sulla sfera. Caruso lascia la battuta allo spagnolo e va in area di rigore insieme a Fusari, fuori c'è Barrichello. Lolo Suazo, Barrichello calcia col destro, la palla arriva a Portuga che non bada allo spettacolo, spazza via. Lo Cicero, Barrichello, Romano, 1:11 al riposo, vicini all'ultimo giro di lancette di questo primo tempo. Barrichello, Caruso, fallo di Caruso sull'Emes, su scontro spalla contro spalla ritenuto irregolare da parte di Zanfino. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo, siamo al tramonto dei primi 20 minuti, ovvero gara molto vivace. Intanto Portuga lotta con Romano, torna Caruso, non c'è fallo di Caruso, la giocata di Caruso, la sfera arriva a Ricordi che lancia lungo, colpo di testa di Barrichello che regala palla a Giannattasio, cerca e trova Portuga, ancora l'ex Ciampino, poi lo Cicero perde palla, attenzione a Giannattasio, palla per Portuga, Mammarella in calcio d'angolo, chance per il Verona, 35 secondi con Giannattasio, assist per Portuga. L'intervento di Mammarella che si oppone a Portuga. Ancora Portuga, addosso allo Cicero, riparte Barrichello, accelera il 24, ancora Barrichello, l'assist per Romano, Caruso! La doppietta di Caruso, ma tutto nasce da un'azione straordinaria di Barrichello, l'assist al bacio di Romano per Caruso che fa 2-1 a 27 secondi dal termine del primo tempo. Rivediamo Barrichello, Romano e Caruso a porta vuota, fa doppietta al suo esordio. Intanto ci sono problemi per Barrichello. Avete sentito l'urlo del Palacesaroni con la rete di Umberto Caruso, ma splendida la cavalcata di Barrichello che si è fatto anche male, è andato via a 2 avversari. Intelligente l'assist di Romano per Caruso che a porta vuota non poteva sbagliare col mancino, fa doppietta alla sua prima partita in maglia e Cositi dopo il grande campionato lo scorso anno con il Pescara.
Romano, Lo Cicero, Romano, 10 secondi, Pedrinho, Lo Cicero, Romano. Finisce qui il primo tempo, l'Ecositi Genzano è avanti 2-1 sull'Olimpia Verona grazie alla doppietta di Umberto Caruso. Il primo tempo tra Ecositi Genzano e Olimpia Verona. Vi ricordiamo che il buffet per tutti gli spettatori è a fine partita, grazie. Rubami la notte, voglio stare fuori con
Tutto pronto per la ripresa, le squadre sono rientrate in campo, mancano gli arbitri che in questo momento stanno facendo il loro ingresso in campo. 2-1 per l'Ecositi nei primi 20 minuti grazie alla doppietta di Caruso, intervallata però dal pareggio momentaneo di Jorge Santos. È successo tutto tra il 15° e il 20°. Con il vantaggio di Caruso, il pareggio dell'ex Pomezia dopo un'azione rocambolesca e poi una grande azione della squadra di casa ha portato alla doppietta dell'ex giocatore del Pescara. Una splendida iniziativa di Barrichello, un assist intelligente di Romano per la doppietta di Caruso. Si parte. Controllo su Azo per Pedrinho. Ugas. Lemes, Ugas, Portuga. In verticale da Rocha. Bissoni, Fusari. Ancora Fusari, 1 contro 1 con Portuga. Apre il mancino Fusari, ma la palla è uscita in precedenza, sarà rimessa per l'Olimpia Verona, che riparte. Rocha. Ancora Rocha. Ugas. Lemes. Cerca e trova Portuga che si gira, carica il mancino sul fondo. Chance per Portuga. Sulla splendida iniziativa di Lemes. Ha incrociato il sinistro. Palla davvero di poco sul fondo. Fusari. Lolo Suazo. La giocata per Bissoni, anticipato da Rocha. Portuga ancora per Rocha, ritorna Lolo Suazo che tiene anche la palla in campo. Ancora lo spagnolo in possesso, poi la mette fuori perché è rimasto a terra dalla parte opposta Tiago Bissoni nello scontro precedente con Rocha. Si rialza Bissoni. Bissoni che non ha avuto un precampionato facile, ha avuto alcuni problemi fisici, poi si è ripreso in queste ultime 2 settimane. Pedrinho. Fusari. Lolo Suazo. Pedro Guedes. Va via Pedro Guedes su Rocha. La palla per uscita, non c'è fallo secondo gli arbitri. Pedrinho. Lolo Suazo. Ancora Pedrinho, suola, calcia sul fondo. Squillo del numero 30.
Portuga, lotta Ugas con Bissoni, ultimo tocco del giocatore dell'Olimpia Verona, riparte Pedrinho, Fusari, Lolo Suazo, si accentra, Fusari, ancora Lolo, Fusari, va via Lolo Suazo, murato da Ugas, corre il numero 19, Mammarella però in vantaggio, e va da Pedrinho, Fusari, ancora Fusari, Lolo Suazo! Lolo Suazo! Eccolo! Il mostro con il numero 10. 3-1 e così al terzo minuto. Con il primo gol stagionale dello spagnolo Lolo Suazo. Che gol di Lolo Suazo! Dove l'ha messa? Ha calciato di prima intenzione. Ricordi, non ci ha potuto fare nulla. Gol pazzesco di Lolo Suazo. Botta all'incrocio, si ripresenta così dopo 2 anni in massima serie. E così sul doppio vantaggio. Attenzione, intanto Lo Cicero va via, Jorge Santos in vantaggio. Poi ultimo tocco è di Lo Cicero. Ugas di prima, ricordi, sbaglia questa volta. Riparte Romano, Lo Cicero, Barrichello, Romano, Barrichello, Romano, Lo Cicero, Romano, Barrichello, Lo Cicero, Romano, la palla esce, Portuga non è riuscito a tenerla in campo. Elastico di Barrichello che poi viene rimontato da Ugas. Barrichello batte subito la rimessa e Ugas si becca il cartellino giallo. Primo giallo del match per Ugas che non ha rispettato la distanza. Sarà rimessa quindi per anzi, calcio di punizione. Per le Cositi. Rientra Lolo Suazo per sfruttare al massimo questo schema piazzato. Romano, Lolo Suazo! Lolo Suazo! Con Capriola, ancora lui, il numero 10 che era entrato per battere questa punizione e mette a referto la sua doppietta personale, l'assist di Romano per Lolo Suazo che batte ricordi sul primo palo, doppio vantaggio e così doppietta anche per Lolo Suazo.
Ricordi per Caruso che anticipa Rocia, cade Caruso, non c'è fallo. Rocia, poi si scontrano Jorge Santos e Lo Cicero, c'è il fallo credo di Lo Cicero. Primo fallo, si scontrano, c'è la spinta, si aiuta con le mani Lo Cicero come abbiamo visto dal replay. Calcio di punizione quindi per l'Olimpia Verona. Rocia all'indietro da Ricordi. Santos. Sbaglia intanto Lemes, però riparte Santos, la palla è per il numero 8 Nardi, penetrato in campo, anticipato dallo Cicero. Palla fuori ancora per Santos. Va via Santos, Mammarella respinge. Poi Barrichello, occhio a questa transizione, va via Barrichello, assist per Caruso, Caruso! Umberto Caruso si porta il pallone a casa, tripletta, la sua prima apparizione alla Pala Cesaroni e Cositi sul 5-1. Contropiede letale delle Cositi. Time out per l'Olimpia Verona, assist ancora di Barrichello per Caruso che è implacabile quest'oggi, ha battuto Ricordi. Rivediamo, questo è il gol di Lolo Suazo del 3-1, poi ancora Lolo Suazo sugli sviluppi di questo calcio di punizione sull'assist di Romano e poi il 5-1 Barrichello per Caruso, freddissimo davanti a Ricordi, tripletta per il numero 18 che inizia alla grande la sua avventura con le Cositi. Gol pazzesco di Lolo Suazo, questo è il gol del 4-1 su calcio di punizione con tanto di esultanza come il suo amico Cimanghigno. Time out per il Verona per riordinare le idee, perché in questi primi 6 minuti della ripresa e così intanto la parata di Mammarella sul destro di Nardi, si è disteso Mammarella come possiamo rivedere, mano destra. Bissoni. Pedrigno. Gastaldo. Pedrigno largo, a spazio Bissoni, Ricordi. Evita il 6-1. Evita il colpo del KO a 13:26 dal termine. Grande risposta ancora di Ricordi con la mano destra su Bissoni. Palla fuori, Pedrigno ci prova. Non riesce a calciare, intanto resta a terra Lemes che è caduto male sugli sviluppi del corner successivo.
bisogno dell'aiuto dei fisioterapisti. Il giocatore dell'Olimpia, classe 95, l'MS Caiche Florentino. Dopo la prima giornata ci sarà la sosta, come abbiamo già raccontato prima parlando della convocazione di Lo Cicero in nazionale. La Serie A tornerà nel weekend del 13 e 14 ottobre con l'Ecositi che sarà impegnato sabato 14 sul campo del Pirossigeno Cosenza, mentre l'Olimpia Verona farà il suo debutto in casa in Serie A contro la Sandro Abate. Quindi un piccolo assaggio di Serie A e poi subito lo stop per la nazionale, poi sarà full immersion fino a dicembre. Ecositi che nel prossimo impegno casalingo contro l'Olympus Roma andrà in diretta su Sky domenica 22 alle ore 18:15 per poi replicare nel successivo impegno casalingo contro il Mantova nell'infrasettimanale del 1° novembre, sempre in diretta sul satellitare. Pedrigno, Gastaldo entra in aria, viene fermato da Nardi. 12:51 al termine ci prova intanto Lolo Suazo, palla fuori. Roccia, lancio di Ugas per Giannattasio, era buona l'idea, meno l'esecuzione. Palla lunga, Gastaldo, Bissoni, Pedrigno, Lolo Suazo, scucchiaia per il movimento di Pedrigno, letto da Ricordi che anticipa il numero 30 dell'Ecositi. Pedrigno, Lolo Suazo, Bissoni, Lolo Suazo, Pedrigno, Gastaldo, recupera palla il Verona, occhio a Nardi che calcia addosso a Bissoni e intanto poi Pedrigno, il ripiegamento, mette fuori. Giannattasio sbaglia il controllo, regala palla a Lolo Suazo sulla pressione di Pedrigno, poi Lolo Suazo tenta la giocata d'alta scuola, occhio a Nardi, Mammarella, e poi Lolo Suazo ritorna e la mette in calcio d'angolo. Intanto problemi per Mammarella che forse è caduto male dopo la parata su Nardi. Occasione per il numero 8, come rivediamo, calciato col destro, poi Mammarella ha messo male il piede. Principio di crampi forse per l'estremo difensore dell'Ecositi Genzano. Intanto il destro di Ugas, palla che termina di poco vicino al palo. Si è parlato molto quest'estate del trasferimento di Mammarella all'Ecositi, la prima volta di Mammarella fuori dall'Abruzzo, lontano da Pescara e Montesilvano. L'ho anche lui sottolineato con un post sui social. Intanto Lolo Suazo va da Gastaldo, si distende Ricordi che nega la gioia della rete a Gastaldo. Di tacco Bissoni, Gastaldo non c'è, riparte il Verona. Ugas, Roccia, Giannattasio, doppio passo intanto di Ugas che riesce a sgusciare via. Ancora Ugas in possesso, stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Roccia, Ugas, ancora Ugas con il destro addosso a Lolo Suazo.
Intanto si sblocca il punteggio ad Avellino con il vantaggio dell'Olympus Roma con la rete di Rodolfo Fortino. Sala Consilina avanti 4-0 sul Cosenza. Due a 2 invece tra Meta e Active Network. Lo Cicero, Lolo Suazo, Barichello, Lo Cicero, arriva il fallo da parte di Nardi sul numero 20, fallo numero 1 credo per l'Olimpia Verona in questa ripresa. Lolo Suazo, Barichello, uno con Portuga, la palla passa, Lo Cicero non riesce a convertire in rete, sarà rimessa per ricordi mentre siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Mancano 10 minuti al termine della gara e così ti avanti 5-1 dopo il 2-1 di Caruso sul finire del primo tempo, il break della squadra di casa ad inizio ripresa. Intanto Ugas mette giù bene, non riesce però ad inquadrare lo specchio, lancio perfetto di ricordi, lo stop con la spalla di Ugas che poi ha incrociato il mancino. Barichello, Romano, Caruso, palla per Lo Cicero, il gol anche di Ciccio Lo Cicero, 6-1 e così ti festeggia così la convocazione in nazionale maggiore. Lo Cicero più 5 cositi, splendido l'assist di Caruso con il destro imparabile di Lo Cicero, quindi 3 gol e un assist per Caruso. Francesco! 6-1 quindi per le Cositi, che molto probabilmente ha messo il punto esclamativo al match, ma nel calcio a 5 è un po' troppo presto per dirlo. Mancano 9 minuti e 10 secondi, sappiamo bene che può succedere di tutto. Romano, intanto il fallo di Lemes su Lo Cicero, fallo numero 2 per l'Olimpia Verona. Caruso, Romano, Murato, riparte Santos, sovrapposizione da parte di Lemes. Caruso oggi indiavolato e ovunque Umberto Caruso. La palla passa e Mammarella la sporca quanto basta. Per anticipare Portinari, ancora rimessa per il Verona. Portuga, ricordi, Portinari, Jorge Santos 1 contro 1 ancora con Barichello. Portinari largo da Portuga, Jorge Santos ruba palla a Barichello. Romano, Barichello, ha spazio il 24, Caruso 1-2 che non si chiude per l'opposizione di Portuga. Caruso non trova Lo Cicero, riparte Portuga. Santos rientra sul destro, arriva il fallo di Lo Cicero su Jorge Santos, secondo fallo in questa ripresa anche per le Cositi.
Portuga, Lemes, Portuga, Santos, Portuga, Portuga, Barrichello recupera, non la tiene in campo il numero 24. Tanta curiosità su Barrichello, è stato per anni l'elemento fondamentale, un po' la bandiera del CUS Molise, autore parte di una marea di gol, anche di grandi giocate. Quest'anno la chance nella massima serie, anche per lui un po' sulla falsariga di Mammarella, una nuova vita sportiva. Portuga, Lemes, Portuga, Lemes, c'è il fallo di Romano. I Cositi che di falli ora ne ha commessi 3 e rientrano Pedrigno e Fusari al posto di Barrichello e Caruso. Gastaldo, ritmi che pian piano si stanno abbassando. Lolo Suazo, Pedrigno, Lolo Suazo, Fusari, ancora il 10, Fusari, quartetto storico per le Cositi, perché anche Gastaldo è alla sua terza stagione con le Cositi insieme a Pedrigno, Lolo e Fusari. Poco prima del fischio d'inizio, quando non eravamo ancora in diretta, c'è stata anche, attenzione, intanto Fusari sull'assist di Pedrigno e va a segno anche Cristiano Fusari, che torna a gonfiare la rete nella massima serie. E Cositi 7, Olimpia Verona 1. Il gol di Cristiano Fusari, colpo di testa di Pedrigno, splendido per Fusari che sotto porta batte ricordi. E Cositi che mette il punto esclamativo al match. Pedrigno carica il mancino largo da Lolo Suazo che perde l'attimo, non riesce a calciare, poi ricordi da terra, riesce a servire Portuga. Lemes con il destro, facile preda di Mammarella. Stavamo dicendo che prima dell'inizio della partita, poco dopo il riscaldamento, la società Cositi Genzano ha voluto premiare con un riconoscimento Simone Chinchio e Mattias Lara, due giocatori che di fatto hanno sposato il progetto della famiglia Tuccillo ai tempi della C1 nel 2019, prima della sospensione per il Covid. Intanto Portuga, spazio ancora Portuga col mancino, murato da Castaldo. Chinchio è rimasto per ben 4 stagioni, è andato via quest'anno, ha ricominciato dall'Accademia Latina in Serie B. Mattias Lara invece è andato via l'anno scorso per andare al Lido di Ostia, quest'anno in forza alla Roma, e quindi la società non ha voluto dimenticare chi sceso di categoria per sposare questo progetto nel giorno del debutto nella massima serie. Intanto Gastaldo va via, ancora Gastaldo, colpo di testa da parte di Rocia, rimessa per le Cositi. Fusari,
Lolo Suazo calcia col destro, questa volta male, dopo la sua classica giocata. Rimessa dal fondo per Ricordi, Portuga, Lemes, Rocia. Non ci arriva Nardi, ma c'è il fallo di Nardi su Gastaldo. E quindi terzo fallo anche per l'Olimpia Verona. Fusari, Lolo Suazo, ancora Fusari. Lolo Suazo, 1-2 con Fusari. Lolo Suazo, Fusari fermato da Lemes, che poi commette fallo e si becca anche il cartellino giallo, secondo ammonito del match dopo Ugas. E quindi calcio di punizione per le Cositi. Barrichello sulla sfera. Barrichello per Bissoni, Murato. Fusari, Lolo Suazo. Va via ancora Lolo Suazo, Bissoni di testa la mette fuori, clamoroso gol divorato dal numero 13. E così ti ad un passo dall'8-1. Portuga. Giannattasio, palla per Portuga, lotta con Gastaldo. Portuga ci prova Giannattasio, palo. Olimpia Verona vicino al 7-2, poi Giannattasio anticipa Gastaldo, rientra in campo Lo Cicero, neanche Caruso. Rivediamo la botta di Giannattasio, la grande sfortunato Giannattasio vicino alla rete. Poi questo è il tentativo di Bissoni poco fa, porta vuota, clamoroso gol divorato per l'ex giocatore di Feldi e Petrarca. Barrichello, Bissoni, Barrichello, Bissoni, Caruso anticipato da Giannattasio. Lo Cicero, palla fuori, Barrichello, forse ha colpito Caruso, anzi no, Portuga. Rivediamo la volée di Barrichello, il tocco di Portuga, palla che era indirizzata verso la porta di Ricordi, ancora la palla a uscire. Portuga questa volta capisce tutto, rientra sul mancino ancora l'89 che calcia, ma Marella in qualche modo dopo la deviazione di Caruso che aveva sporcato la traiettoria. Quindi Barrichello lascia Lo Cicero. Bissoni, Barrichello, Bissoni, scivola ma riesce comunque a servire Caruso, anticipato da Ricordi. Barrichello riesce a giocarla ancora,
Bissoni, rimontato da Nardi. Ultimi 2 minuti di questa gara, Lecositi ampiamente in controllo, 7-1 per la squadra quest'oggi guidata da Fabrizio Ranieri. Angelini dovrà scontare 3 turni di squalifica, che sono il cumulo delle squalifiche di Coppa della scorsa stagione. Stesso discorso per Barra e Fantesele. Fantesele ritornerà a disposizione per la ripresa contro il Cosenza, mentre Barra ne avrà per altre 2 gare. In panchina c'è Richard, che non è al meglio della condizione e hanno preferito non rischiarlo. Altro nuovo arrivato in casa Ecositi dal Ciampino, ex compagno di Portuga nella scorsa stagione, Lo Cicero. Barichello, Bissoni, Barichello cerca e trova Caruso, che lotta con Giannattasio, che in qualche modo riesce a fermarlo. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo. Con Ecositi Genzano avanti 7-1 sull'Olimpia Verona. Intanto Caruso, assist ancora per Lo Cicero, ancora ricordi, che ha fatto davvero una grande partita, in fotocopia al gol del 6-1. Questa volta ricordi però ci è arrivato col piede destro, negando la gioia della doppietta a Cicero. Dopo restiamo in diretta perché ci saranno le interviste in diretta sempre su Futsal TV dei 2 allenatori. Intanto Caruso col piattone murato, Lo Cicero, Barichello colpisce Caruso, la mette fuori. Jorge Santos Barichello, scucchiaia all'indietro per Lo Cicero, mancano 21 secondi, 1-2, va via Lo Cicero, ancora al numero 20 a spazio, l'assist per Caruso che si coordina, poi lascia Barichello, addosso a Jorge Santos. La tiene Bissoni. Intanto c'è stato un fischio dell'arbitro, richiamo verbale a Giannattasio e Caruso. C'è il fallo di Caruso su Giannattasio, è stato fischiato il fallo di Caruso. Lancio di Giannattasio, palla per Mammarella. Siamo al tramonto di questa partita, finisce qui, vince Lecositi Genzano che bagna il suo debutto in Serie A con una grande vittoria 7-1 sull'Olimpia Verona. Ricordiamo le reti con Caruso che ha sbloccato il punteggio, il pareggio di Jorge Santos. Lo stesso Caruso poco prima del duplice fischio ha trovato la rete del 2-1. Ad inizio di ripresa il break che di fatto ha spezzato la partita con Lecositi che nel giro di qualche minuto è andato sul 5-1 con la doppietta di Lolo Suazo. Il gol di Caruso, questo è il gol del 3-1 di Lolo Suazo, un gol pazzesco. Poi lo stesso Lolo Suazo poco più tardi trova il 4-1 che di fatto spezza la partita. È arrivato poi il 5-1 di Caruso che si porta il pallone a casa sullo splendido assist da parte di Barichello. Poi il 7-1, il 6-1 di Lo Cicero, sempre su assist di Barichello, conclude la giornata la rete di Fusari che fissa il punteggio sul 7-1 su questo splendido assist di testa di Pedrigno. Restate in diretta, tra poco le interviste dei 2 allenatori.
City. Vi aspettiamo venerdì 20 di ottobre per la prossima partita in casa dell'Ego City Futsal Genzano. Mister Ranieri, l'avevi detto ieri, vogliamo imporre il nostro gioco sin dal primo minuto, così è stato un debutto straordinario per l'Eco City in Serie A. Sì, beh, considerando anche che è proprio l'esordio, sicuramente se avessimo dovuto disegnarlo l'avremmo fatto così, sicuramente. Siamo molto contenti, l'aspettavamo da tanto, l'aspettavamo dall'anno scorso e anche se abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, alla fine la squadra si è espressa per come avevamo preparato la gara. Grande reazione di carattere dopo quell'1-1 che è stato un gol abbastanza sfortunato per come è arrivato, subito il 2-1 ad inizio ripresa, grande prova di carattere per chiuderla subito. Sì, ma al di là del fatto che sia stato un episodio sfortunato, questo campionato è così, non è che dopo l'1-0 pensavamo di averla chiusa, quindi ci siamo rimboccati le mani e siamo andati avanti, eravamo preparati anche a questo, insomma, quindi ti ripeto, è stata una grande giornata, una partita giocata bene, però adesso la mettiamo da parte e pensiamo subito alla prossima. Ultima domanda è per i nuovi, grande impatto sia per Mammarella che non ha bisogno di presentazioni, ma soprattutto per Caruso che si è presentato al pubblico di Genzano con una tripletta, anche per Barichello che aveva alcuni riflettori addosso ovviamente per il grande colpo di mercato dell'Eco City. Sì, ok, al di là di Stefano che chiaramente è inutile, addirittura superfluo spendere parole, gli altri ragazzi sono stati tutti molto bravi. E considerare che avevamo ancora comunque 3 giocatori fuori, quindi abbiamo lavorato bene, sono 40 giorni che lavoriamo intensamente e una parola spendo per Barichello che ha avuto qualche problema più psicologico, in realtà oggi è stato determinante, sono veramente contento, ripeto, hanno giocato tutti molto bene e questo è quello che ci aspettavamo e siamo al momento soddisfatti, però ti ripeto non facciamo voli pindarici, ci rimettiamo a lavorare subito da lunedì e mettiamo subito la testa sul prossimo avversario che è diventata già la cosa più importante. Ringraziamo mister Ranieri, restiamo in diretta con il tecnico dell'Olimpia Verona.
Mister, grande reazione sull'1-1, avete avuto anche l'occasione per sbloccarla, quello che vi ha un po' tagliato le gambe è stato il 2-1 a pochi secondi dalla fine del primo tempo e poi un ingresso non ottimale all'inizio ripresa che vi ha un po' tagliato le gambe. Ma allora intanto parto col fare i complimenti all'Eco City perché ha dimostrato di essere una squadra di grande valore. Io voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per il primo tempo, mi dispiace solo che abbiamo regalato il primo gol, che ce lo siamo fatti noi diciamo, e il secondo con una palla in mano a noi, una ripartenza a 25 secondi dalla fine. Purtroppo questi sono errori e nel secondo tempo si è visto che in Serie A si pagano e poi indirizzano le partite. Secondo tempo probabilmente siamo entrati pensando che bastasse ripetere un po' il primo tempo con un po' di leggerezza, però abbiamo visto che in Serie A basta un momento di blackout e la partita si chiude contro delle squadre che appena possono ti puniscono. Si riparte quindi dal primo tempo per la prossima gara, ci saranno 2 settimane per poter correggere gli errori, avrete la Sandro Abate, un'altra squadra esperta della massima serie. Assolutamente sì, ripartiamo dalla prestazione del primo tempo e sapendo anche su cosa dobbiamo lavorare, perché alcune situazioni dove abbiamo preso gol nel secondo le avevamo viste anche in settimana e ci lavoreremo ancora, speriamo di riscattarci in casa con la Sandro Abate. Ringraziamo il tecnico dell'Olimpia Verona, è tutto dalla Pala Cesaroni, l'Ecosì di Genzano batte 7-1 l'Olimpia Verona, ci rivediamo tra 3 settimane quando l'Ecosì di Genzano ospiterà l'Olympus Roma, buon weekend di futsal.